Più di uno sono i bambini. Sì, ma poco fa ce n'era uno piccolo in braccio. Siamo sulla spiaggia di Torre Salsa, a 40 km da Agrigento, e guardate che cosa si può trovare qui. È surreale, praticamente siamo su una spiaggia che d'estate è piena di turisti e in questo momento ci sono ben 5 relitti di barche. Tutte queste barche sono state utilizzate per i cosiddetti sbarchi fantasma. Ora che la rotta libica è bloccata, i trafficanti di esseri umani hanno intensificato le partenze dalla Tunisia. Una via diversa, come i migranti che la utilizzano, per lo più tunisini e marocchini che per provenienza difficilmente avrebbero diritto a permessi umanitari. Per questo motivo i loro arrivi vengono chiamati sbarchi fantasma. Nessuna richiesta d'aiuto in mare né sulla terraferma. Una volta che la barca raggiunge la spiaggia, i migranti si disperdono per non essere identificati. Ci troviamo a bordo proprio di una delle barche partite dalla Tunisia e arrivate in Italia clandestinamente proprio in questi mesi. Come vedete è un peschereccio. Secondo le autorità a bordo di questa imbarcazione c'erano all'incirca una novantina di persone, una novantina di migranti, tutti provenienti dalla Tunisia. Tutto è rimasto fermo al giorno in cui questa barca è arrivata. Ci sono ancora tutti gli oggetti che questi migranti portavano con sé per questa traversata qui. Ci sono addirittura ancora le giacche utilizzate per proteggersi dal freddo della notte. Questa è un'altra delle imbarcazioni utilizzate dai migranti per arrivare in Italia. All'interno della cabina si può trovare di tutto, dal materasso su cui dormiva chi la guidava, ai cappelli e addirittura guardate che cosa abbiamo trovato qui. Da giugno, luglio, quando è stata chiusa quella rotta della Libia, abbiamo documentato 80 sbarchi in provincia di Agrigento. Quante persone stimate? Tenendoci bassi, intorno a 3.000 persone sbarcate. Nella cabina ci sono ancora pezzi di pane, tutta l'imbarcazione è piena, guardate, ci sono ancora vestiti, pezzi di pane distrutti ormai dalle intemperie, dal mare. Sbarcano qui e qui la polizia e i carabinieri hanno bisogno almeno mezz'ora per arrivare e quindi loro hanno tutto il tempo di scappare, fuggire e rendersi fantasma.